Buonasera, fra poco inizierà la partita tra il Coginas e il Tuttavista Galtellì. Siamo al campo comunale di Coginas, partita valevole per la categoria, per la promozione regionale, girone B. Sia il Coginas che la Tuttavista provengono da una vittoria Tuttavista è una vittoria in casa e Coginas addirittura in trasferta. Coginas una partita vinta, punti 3 punti, il Tuttavista 5 punti, 2 pareggi e una vittoria, 2 pareggi sia con l'Alghero sia con la Nuorese, con l'Alghero in casa, con la Nuorese a Nuoro, perciò il Tuttavista ancora a squadra imbattuta. Speriamo che per il bene loro che duri ancora a lungo. E ricordiamo che il Tuttavista è una matricola, ha vinto il campionato di prima categoria, questo è il primo anno in assoluto per il campionato di promozione, che non è stata mai in promozione il Tuttavista Galtellì. Aspettiamo l'entrata in campo dei giocatori, la panchina del Coginas, almeno le riserve hanno preso già posto in panchina. Inizialmente non c'era l'audio perché l'ho tolto, intanto si sente solo vociare. Adesso a pochi minuti inizierà questa partita, ricordo, tra il Coginas e il Tuttavista Galtellì. Aspettiamo l'entrata dei giocatori nel campo per trasmettervi la partita. Ricordo, dirò qualcosa tipo un commentatore, però io non sono commentatore perché mi devo concentrare di seguire l'azione e non posso distrarmi assolutamente. Posso commentare qualcosa per le azioni quando c'è il gol o qualcosa del genere, più di tanto non posso fare, in quanto io guardo la partita tramite un monitor che non è molto grande, perciò non riesco manco a distinguere i giocatori, a malapena li distinguo guardando in diretta sul campo. Eccoci qui, ecco le squadre che fanno ingresso sul campo. Laterale arbitrale signor Mario Curias di Nuoro e gli altri segnalini di Sassari. Eccoci qua. Anche qui il pubblico è un po' rumoroso, disturba un po' al commento. Saluto tra le due squadre, ricordo il Coginas maglia bianca, il Tuttavista maglia rossa, la classica maglia rossa del Tuttavista Galtellì.
Vediamo chi toccherà a toccare il primo pallone. Il segnalino va a guardare le rete del campo che non ci abbiano qualche buco, mentre l'arbitro aspetta il fischio e l'inizio della partita. Salutiamo Serafino Solinas, il presidente, che purtroppo non può essere qua perché è fuori. Salutiamo Franco Solinas, anche lui non può essere qua. Saremo onorati che entrambi potessero vedere la partita. Franco Solina, l'allenatore che ha portato il Tuttavista in promozione, ora veste la veste del sindaco di Galtellì. Aspettiamo il fischio, quando c'è il fischio dell'arbitro faremo partire il cronometro. Eccoci qua. Ecco che inizia la partita. Rimessa, sembra di vedere rimessa per Tuttavista Galtellì. Un pallone, eccolo qua il pallone, è andato a prendere un altro, ma si faceva prima a prendere quello dalla panchina. Punizione in favore del Tuttavista Galtellì per fallo dall'avversario, anzi il contrario. Sì, punizione per la Tuttavista. Rimessa per il Coghinas. Rimessa per il Coghinas. Palla all'indietro verso il proprio portiere. Il Coghinas protesta per qualche fallo di mano. Voi potete vedere se c'era o non c'era. Se l'arbitro non l'ha dato sicuramente non c'era. Coghinas Galtellì, Tuttavista Galtellì si porta molto agguerrito il Coghinas, anche perché gioca in casa e l'agevolazione di giocare in casa non è di poco. Palla fuori, rimessa dal fondo. Rimessa il portiere Salvatore Ruio. L'anno scorso nelle file della Dogalese, quest'anno nuovo acquisto della Tuttavista Galtellì. Portiere che si è distinto nelle partite sia di Coppa Italia sia quello di parare rigore, rigori concessi. Rimessa per il Coghinas, palla fuori, rimessa per il Tuttavista Galtellì.
ancora il Coghinas, molto pericoloso in aria, ancora Coghinas, palla al centro, ha sbagliato, calcio d'angolo, ha deviato il difensore del tutta vista il tiro. Calcio d'angolo per il Coghinas. Scusate, nessuno delle due squadre mi ha portato l'elenco dei giocatori, perciò non li nomino nessuno, così siamo uguali. Palla al centro, non l'ha rifatto, un altro calcio d'angolo per calcio d'angolo per il Coghinas. Ora palla al centro, nessuno dei propri giocatori la prende. Da tutta vista libera, rimessa per il Coghinas. Ancora la difesa, spazza via la difesa del tutta vista Galtellì, punizione a favore del tutta vista. Ricordo tutta vista maglia rossa, il Coghinas maglia bianca, come potete vedere lo sfondo dove c'è scritto il nome dimostra il colore delle loro magliette. Luca Mameli cerca di andare avanti, ma il portiere fa su il pallone. Coghinas in possesso di palla, palla fuori, sicuramente rimessa per il tutta vista Galtellì. Bel traversone al centro, il numero 9 non è riuscito ad agganciare, per fortuna il tutta vista Galtellì a due passi. Il numero 9 del Coghinas non è riuscito ad agganciare il pallone, una facile occasione. Palla fuori, rimessa per il Coghinas. Palla al portiere del Coghinas, la difesa del Coghinas si sistema. Fallo dell'attaccante del Coghinas, punizione per il tutta vista Galtellì. Si incarica il portiere Ruio. Fuori, rimessa per il tutta vista Galtellì.
della difesa del tutta vista, ancora molto aggressivo questo Koginas, molto più fretta del tutta vista ancora sotto porta non si è visto, rimessa per il tutta vista Galtellì. La difesa imposta l'azione, tornando indietro verso il proprio portiere, ragiona un po' la difesa del Koginas, rimessa per in tutta vista Galtellì, anzi rimessa per il Koginas, o no, è rimessa per tutta vista Galtellì. Punizione da parte dell'attaccante del tutta vista ai danni del giocatore del Koginas. Ora palla al centro, vediamo ancora buona il pallone per il Koginas, nulla di fatto, non hanno saputo approfittare, esce bene la difesa baroniese. Ancora verso il centro, la fa su il portiere Salvatore Ruio, questo è l'unico nome che mi viene facile di capire e di nominare. Punizione da ripetere, nulla di fatto per l'attaccante del Koginas, rimessa dal fondo per il tutta vista Galtellì. Sono trascorsi 12 minuti dall'inizio del primo tempo, risultato bloccato solo 0-0, rimessa che si incarica il portiere del tutta vista. Palla fuori, anzi non è uscita ancora, non ha trapassato la linea, la palla ancora in possesso dalle Koginas. Ricordo 13 minuti sono trascorsi, 0-0 il risultato, nessuna delle due ha impegnato il portiere, ancora sicuramente le squadre si stanno ancora studiando. Rimessa per il tutta vista Galtellì. Ecco la difesa
Vinas che gestisce molto bene, palla fuori, rimessa per il Coginas. Ancora la difesa in possesso di palla. Non è arrivato l'attaccante del Coginas a prendere il pallone, ci arriva prima, ci arriva quando il pallone era già oltrepassato la linea, rimessa per il Tuttavista. Protestano i giocatori del Tuttavista per questo fallo non fischiato dall'arbitro. Un tiraccio dell'attaccante del Coginas, è stato un tiraccio, nulla di fatto, rimessa per il Tuttavista. Si carica il portiere, il Tuttavista cerca di andare avanti, ancora non ci riesce, per poco non ci riesce, il difensore ha avuto la meglio. Ancora il Coginas, ha fatto tanto il giocatore del Coginas, però poi non ha concretizzato, ha fatto tanto, 2 serpentine, poi alla fine non ha centrato la porta. Punizione per il Tuttavista, Cantellì per fallo sull'attaccante. Può ripartire il Coginas, vediamo cosa ne esce fuori, palla fuori, adesso vediamo chi è stato quello che ha causato la palla laterale. Mi sembra di capire che sia stato il giocatore del Coginas, perciò rimessa per il Tuttavista. Forse questa è un'azione degna di nota, però la palla è andata sulla traversa. No, bisogna giocare. Che bellissima parata di Salvatore Ruiu. Ho visto uno sbaglio della difesa del Tuttavista, per poco non ne approfitta il Coginas, il portiere ha mandato in calcio d'angolo, il portiere Salvatore Ruiu è stato in gambissima a neutralizzare il tiro. Vediamo cosa ne esce fuori da questo calcio d'angolo, palla al centro,
palla fuori, rimessa per tutta vista Caltellì. Palla fuori, rimessa per il Coghinas. Rimessa da fondo. Vediamo chi batte. Anzi no, forse è arrivato fuori gioco. Sì. Ricordo, dato che guardo il monitor, no, non riesco a capire certe. Io riprendo, però alla fine è molto difficile questo monitor piccolo. Punizione e ha munito il giocatore del Coghinas. Ora il giocatore a terra. Nulla di fatto, l'iniziazione era buona ma non ha raggiunto il proprio compagno, il giocatore di tutta vista. Vediamo Coghinas molto aggressiva. Rimessa, anzi non so cosa sia rimessa, cosa sia, vediamo un po'. Sì, rimessa per tutta questa Caltellì, per palla fuori. Rimessa. Non ha dato la rimessa, non ha dato la punizione l'arbitro. Mario Curians dalla sezione di Nuoro. Rimessa, portato il pallone, il giocatore avversario, il giocatore del Coghinas. Vediamo. Rimessa per tutta vista Caltellì che si avvicina all'area di rigore. Questo fallo laterale.
bravo il portiere del Tutta Vista a intuire l'azione, a non far intervenire l'avversario. Il giocatore del Tutta Vista chiamava la punizione, cosa che l'arbitro non concede. Baratelli palla rimessa per il Tutta Vista Caltellì. Siamo giunti al 25esimo del primo tempo, il risultato sempre bloccato sullo 0-0. Punizione per il Tutta Vista Caltellì. Rimessa per il Tutta Vista. Ricordo il risultato 0-0 al 26esimo della prima parte della partita. Palla all'indietro. Rimessa. L'attaccante del Tutta Vista non è riuscito ad approfittare. Rimessa per i Goginas. E qui abbiamo un forte vento, come potete sentire anche nel rumore del microfono. Meno male che qui siamo un pochettino riparati in tribuna. Una bella tribuna coperta questa del Goginas sempre molto aggressiva questa volta, ma il portiere molto attento, la sua esperienza nelle varie categorie non si discute, quest'anno ha fatto tantissimo a fare in modo di aiutare il Tutta Vista Caltellì in certe occasioni, soprattutto ha parato tra Coppa Italia e campionato 2 rigori, annullato i giocatori avversari, di dare questa soddisfazione dal calcio dal dischetto. Troviamo un giocatore, a quanto mi fa sembra di capire che ci abbia dei crampi. Certo, anche il lungo viaggio per raggiungere Florinas non è stato molto rilassante. Molto lontano da Caltellì. Difficile trovare la strada giusta, infatti sicuramente col pullman si è anche allungata la strada. Purtroppo quando vai in un posto per la prima volta che non conosci la strada può succedere, con tutte queste interruzioni poi che ci sono nelle strade, molto difficile anche da capire quale direzione prendere. Il numero 11 qua che si lamenta, sembra che ancora non ha
punizione, questa volta l'arbitro l'ha graziato, non era cattivo, però comunque l'arbitro decide lui se la sanzionare o meno. Palla al portiere, attenzione, non si scherza nell'area di rigore, l'avversario fa di tutto per approfittare e per fare suo il pallone. È pericoloso il retropassaggio, molto pericoloso. Rimessa per il Coghinas. Sono trascorsi 30 minuti, il risultato è sempre bloccato sullo 0-0. Questo microfono è molto sensibile, non si può respirare, si sente anche il respiro. Si sente anche il vento. Fuori gioco dall'attaccante del Coghinas, segnalato dal segnaline. Rimessa per tutta vista Galtellì. Si incarica del portiere Salvatore Luglio a lanciare il più lontano possibile verso i suoi compagni. Eccoci qua, supera la metà campo. Ecco, rimessa adesso per il Coghinas. Qua si sentono anche gli spettatori che sono abbastanza lontani. Tutto quello che dicono viene registrato. Rimessa, spinge rimessa per lì, tutta vista Galtellì. Il portiere non ha rischiato di prendere il pallone nella mano che poteva sfuggirgli, si è preso sicuro, ha calciato e ha spinto con il piede. Non era difficile questa palla, però comunque il portiere è molto attento, l'esperienza, il portiere è tutta vista, avvantaggia i suoi difensori che dietro hanno una sicurezza abbastanza non ha dato la punizione, solo no, anzi ha dato proprio la punizione, no, la rimessa. Palla fuori, rimessa per il Coghinas.
tutta vista mancano i suoi migliori attaccanti, Giovanni Cadau e Floris, tutti e due infortunati. Giocatore del calzaterra. Però l'ho rimessa per tutta vista Cantelli. Rimessa per i Goginas. Nulla di fatto, non trova il proprio giocatore, il proprio compagno, volevo dire, scusa. Punizione segnata anche dall'arbitro per un fallo, per un calcio proprio, un calcio dell'avversario, cosa che l'arbitro non ha punito, forse volontario, perciò non era il caso sicuramente di punire questo fallo da parte dei giocatori del Goginas. Si incarica Simone Mameli. Balla. Nulla di fatto, rimessa. I giocatori, gli attaccanti tutta vista non riescono ancora a capirsi, ad avere un pallone giocabile che possa dare fastidio alla squadra avversaria. Giocatore di Grazia, gli davano rigore, gli davano anche i tifosi lo stesso, cosa che non c'era assolutamente. La caduta del giocatore non è dovuta dal fallo dell'avversario. Minuti sono trascorsi nella prima parte della partita. Cercava il giocatore del Grazia, voleva imitare Rolando. È rovesciata ma non ci è riuscito, non ha beccato manco la palla. Queste sono le acrobazie che si riescono, possono cambiare la partita.
Vediamo un po' il Vilarza, forse c'ha più possesso palla del tutta vista. Palla fuori rimessa per il tutta vista Cantellì. Nulla di fatto, anche questa volta gli attaccanti del tutta vista non sono riusciti a farsi pericolosi nell'area avversaria. Palla ancora buona, era buona, no, palla era già fuori, rimessa per il Coginas. Vediamo cosa sia, forse rimessa, sì, rimessa per il tutta vista. Possesso di pallone, rimessa. L'attaccante del Grazia non è riuscito a colpire con la testa il tiro, un traversone del proprio compagno, anzi ha portato la palla fuori, rimessa per il tutta vista contro lì. Ora vediamo sempre il Vilarza. Portiere con difficoltà questa volta, ha fatto su il pallone. Legge bene la difesa. Trascorsi 43 minuti già, quasi finito il primo tempo, il risultato sempre 0-0. Rimessa per il tutta vista Cantellì. ...44 minuti, un minuto alla fine del primo tempo. Pallone completamente fuori, il pallone dell'attaccante del Coginas, rimessa per il tutta vista. Il portiere che si incarica. Rimessa per il Coginas.
Sempre il numero 3 è molto pericoloso, il numero 3 anche questa volta ha sprecato il numero 3 del Coghinas. L'arbitro chiede il pallone, l'altro è passato oltre una rete per non perdere tempo. L'arbitro ha chiesto il pallone dalla panchina. Ricordo il risultato 0-0. Il 45esimo è già scaduto, non so cosa voglia recuperare l'arbitro Mario Curians dalla sezione di Nuoro. Punizione. È arrivato scordinato il giocatore del Coghinas e ha commesso anche fallo. Punizione per tutta vista Galtellì. Finito. Finito il primo tempo. Le squadre si portano negli spogliatoi. Risultato 0-0 nei primi 45 minuti della partita. Adesso aspettiamo questo quarto d'ora e poi inizieremo per le riprese del secondo tempo. Adesso togliamo l'audio, perciò qualcuno che sentirà non c'è l'audio, non c'è perché è voluto, intanto sente solo vocare dalle persone che non rappresentano niente. Ok, togliamo l'audio.
Ecco che iniziamo, le squadre stanno entrando in campo per il secondo tempo. Meglio così. Mi sembra di vedere che primo a giocare al pallone sarà il Coghinas. Vedo un giocatore del Coghinas sul pallone. Aspettiamo il fischio dell'arbitro che darà inizio al secondo tempo tra Coghinas e Tutta Vista Coltellì. Eccoci qua l'arbitro, sembra, penso di iniziare. Palla in possesso del Coghinas. Riesce la difesa della Tutta Vista, che è buona. Coghinas riesce sempre a entrare. Ecco un tiro, ultimo tiro, anche se fuori, molto pericoloso. Qualche giocatore nel Tutta Vista ha toccato il pallone a filo di palo, calcio d'angolo per il Coghinas. Palla al centro, nulla di fatto, il portiere molto attento, il portiere del Tutta Vista. Palla indietro verso il portiere, il proprio portiere del Coghinas. Sale il portiere a lanciare il pallone oltre il centro del campo, a trovare i suoi. Punizione dal limite, e ammonizione per il giocatore del Tutta Vista. Andiamo il giocatore delle Coghinas, sicuramente mandare il pallone al centro, trovare i suoi. Una posizione molto pericolosa, una bella zona, non distante dalla porta avversaria. Palla c'è, nulla di fatto, è respinto. C'è pensato il solito Salvatore Ruio, come sempre, a risolvere la situazione. Ghiotta occasione per
per il Coghinas. Salvatore Ruio ha salvato la propria porta, come sempre il risolutore. Questo sì che è l'unico tiro degno di nota che ha fatto il Coghinas. Non vediamo tiri il giocatore del Coghinas chiedeva il rigore quando poi alla fine è caduto da solo. Io l'avrei anche ammonito se fossi l'arbitro, forse l'arbitro non l'ha visto, ma ha fatto finzione. Rimessa per il Tutta-Vista Caltellì. Ricordo è iniziato da 3 minuti e secondo tempo, risultato sempre bloccato 0-0. Rimessa ancora per il Tutta-Vista. Salvato il difensore del Coghinas. Cambio. Tutta-Vista fa un cambio. Entra. Non ho capito. Entra il numero 9, esce il numero 5. Non c'ho la lista, non so chi sia. Si portano un pareggio, cosa prendi schifo? Cazzo di calcio! Ecco il numero 9. Vediamo di seguire questa rimessa. Proprio del numero 9. Non l'ha rifatto, mi è sembrato che fosse fuori gioco, mi sa. Io dal monitor non vedo granché. È stato fuori gioco dell'attaccante del Coghinas. Vediamo ancora rimessa per il Tutta-Vista Caltellì. Rimessa per Tutta-Vista, palla al centro, ma al centro non ce n'è proprio nessuno. Vediamo cosa ne esce fuori qui. Respinto il tiro dall'attaccante del Tutta-Vista. Quasi fa gol il portiere contro portiere. Pericolosissimi questi del Coghinas in questo momento a fil di palo, a 2 passi dalla porta. Il numero 9 del Coghinas non ha saputo approfittare della ghiotta occasione. Già 2 volte è successo. Tutta-Vista deve stare molto attento a queste incursioni degli avversari, che nel secondo tempo stanno dimostrando molto di più
2 tiri a fior di palo, una paratissima del portiere, perciò supremazia per adesso del Coghinas. Rimessa da parte del portiere del Tuttavista. Vediamo cosa è sembrato un altro fuorigioco, sì, un altro fuorigioco da parte dell'attaccante del Coghinas. Ora gli attaccanti del Coghinas in avanti, la difesa del Tuttavista si difende, palla fuori, inutile che la rincorre, ma la palla va fuori, sarà rimessa per il Tuttavista Caltellini. Grossa affluenza di pubblico, questa volta un po' di meno del Tuttavista, che segue sempre, certe volte da sembrare di giocare in casa quando sono fuori, questa volta no, perché Coghinas è molto lontano e non tutti possono raggiungere questo luogo. Adesso hanno la possibilità di seguirla online tramite questa mia diretta. Quelli che purtroppo non possono venire anche per altri fattori, salutiamo Serafino Solinas e Franco Solinas, che sicuramente stanno seguendo la partita per gli impegni loro non sono presenti quest'oggi. Respinge molto bene la difesa, punizione per il Tuttavista. Difficile da seguire, visto i compagni da una parte e dall'altra, il pallone, bisogna stare molto attenti per non perdersi l'azione. Sono trascorsi 12 minuti, ancora il risultato 0-0. Quello che ha rischiato di più è il Tuttavista. Ringrazia le parate del portiere Ruio e la poca precisione a 2 passi degli attaccanti del Coghinas. Vediamo. L'arbitro richiama forse l'allenatore, vicino allenatore del Tuttavista, forse si lamentavano di qualcosa. Rimessa per i Coghinas, con i Coghinas che cerca di andare avanti, ma Tuttavista palla fuori, rimessa
rimessa per tutta vista. Tutta vista molto veloci in contropiede. Baratelli non riesce a agganciare il pallone. Il portiere lancia per raggiungere il proprio giocatore, ma troppo lunga, la palla esce fuori, rimessa per il tutta vista. Vediamo ancora. Si è fatto respingere. Gol! La palla. Gol. Hanno segnato il gol. Hanno segnato il gol. 1-0 per il tutta vista Galtellì. 1-0 per tutta vista Galtellì. Una delle poche azioni, forse l'unica del Galtellì, è andato a segno. Prima la traversa, la pallone ha oltrepassato la linea. Questi sono i tifosi. Al 15esimo è andato a segno, anzi al 14esimo è andato a segno in tutta vista. Non capisco chi sia quello lì, l'autore. Non c'è nessuno che mi suggerisce niente qua. Comunque al 14esimo il tutta vista è andato in vantaggio 1-0, nonostante che era il Coghinas che si è fatto pericoloso. Un po' il portiere, un po' la loro imprecisione, non sono riusciti a segnare. Tutta vista è andato in gol al 14esimo. Beh, non lo so. Lo potete vedere dopo. Anche uno del pubblico del Coghinas mi dice: ma era gol? Non lo so. Potete guardarlo dopo, anche adesso potete guardare voi e vedere un po' voi. Basta fermare l'immagine e vedere tipo una moviola se fosse gol o meno. Se l'arbitro l'ha dato vuol dire che il gol c'era. Ha preso sì la traversa sotto, ma poi ha oltrepassato la linea, così mi è sembrato, però questo non lo devo dire io di sicuro. Quello che conta l'arbitro, e l'arbitro ha visto sicuramente il cosa è giusto. Tiene bene la difesa del tutta vista. Tutta vista un tiro, un gol. Fino adesso proprio il portiere Coghinas non è stato impensierito di niente. Questa volta purtroppo per loro ha avuto la meglio in tutta vista Galtellì.
punizione, fallo dell'attaccante del Coghinas. Si carica il portiere tutta vista, si carica di calciare. Punizione per il Coghinas. Il 14esimo ricordo è andato in gol, il tutta vista. Non posso dire chi è stato perché non c'è nessuno che me le suggerisca. Io c'ho un monito piccolo, addirittura non li riconosco proprio. Seguo l'azione e basta. Palla fuori, rimessa per il Coghinas. Punizione per il Coghinas. I tifosi locali non sono abbastanza contenti, certo, stanno perdendo, perché immagino se fossero contenti. Difatti diranno, mi hanno chiesto a me se fosse dentro o fuori il tiro. Palla fuori. Comunque il portiere Ruio si è preso sicuro, non si è fidato, la palla era fuori, perciò si incarica Guglielmo, se la tira lui non la passa a qualche proprio compagno. Il pubblico applaude i propri giocatori, hanno giocato bene, non li si riproverà in nulla. Tuttavia è stato più abile ad approfittare fino adesso, all'unica occasione che ha avuto. Un ripallo favorito il giocatore della giocatori del Coghinas volevano la massima punizione, volevano il rigore, l'arbitro 2 passi, non poteva sbagliare. Comunque diciamo che tutta vista in questa azione è un po' rischiato, anche perché non si sono capite tra di loro e per poco non fanno la frittata. Rimessa per i Coghinas. Il portiere, come si chiama, l'arbitro fa giocare. Calcio d'angolo per il Coghinas. Calcio d'angolo per il Coghinas.
ancora in aria, molto pericoloso. Palla indietro, la difesa gestisce bene. Siamo giunti a 23 minuti del secondo tempo, risultato 1-0 per il Tuttavista Galtellì. Vittoria fuori casa fino adesso. Rimessa, il giocatore Tuttavista non ha toccato il pallone, lo ha difeso finché non usciva fuori, non dando modo all'attaccante che se l'avesse toccato sarebbe stato calcio d'angolo. Rimessa per il Coginas. Rimessa anche in questa azione l'attaccante ha mandato il pallone fuori, bersaglio. Punizione per il Tuttavista. Cominas, possesso di palla, ecco il portiere che effettuerà il tiro, superato il centrocampo. Anche qui nulla di fatto, il portiere ha fatto su la sfera. Calcio lungo del portiere, pallo fuori, rimessa per il Coginas. Rimessa per il Tuttavista, sì, rimessa per il Tuttavista. Il portiere non può toccare il pallone con le mani, infatti ha calciato. Ha perso l'occasione all'attaccante del Tuttavista. Anche qua il portiere non può toccare con le mani perché il passaggio del proprio compagno. Era anche fuori gioco, comunque non sono azioni che si devono fare. L'arbitro non vede, il segnalino non vede. Non si può rischiare.
trascorsi 28 minuti. Ricordo il gol del Tutta Vista al 14° del secondo tempo. Punizione in mano dell'avversario, dell'attaccante. Mi sa che era del Tutta Vista, mi sa, no, non sono sicuro. Il portiere è sempre, sembra un gatto, prende tutto. Il portiere del Tutta Vista è sempre il migliore in campo. Sono passati 30 minuti nel secondo tempo, ancora un quarto d'ora oltre il recupero. Fallo dell'attaccante, fallo dell'attaccante. Fallo dell'attaccante delle Coghinas. Punizione a favore del Tutta Vista, si incarica il portiere Ruiu. Palla fuori, rimessa per il Tutta Vista Caltellì. 31 minuti sono trascorsi, risultato a favore del Tutta Vista Caltellì fino a questo momento. La munizione giusta, l'occasione da gol, tolta all'attaccante, gli ha tirato la maglietta, ha bloccato in modo errato, ha ammonito il giocatore del Coghinas. Punizione per il Tutta Vista Caltellì. Vediamo cosa succede. Il cambio, vediamo chi è il cambio per i Coghinas. Entra il numero 21 ed esce il numero, mi sembra il numero 5, è andato il numero 5. Sì, è il numero 5 che è uscito.
Vediamo cosa ne esce fuori di questa. In extremis il giocatore delle Coginas ha evitato che l'attaccante possa tirare in porta, respinto proprio al momento che l'attaccante del Tuttavista calciava in porta. Calcio d'angolo per Tuttavista. Vediamo cosa ne esce fuori, se il Tuttavista possa approfittare di questo calcio d'angolo. Ha munito adesso a palle invertite, adesso la punizione per i Coginas. C'è stato uno sbaglio del difensore che ha approfittato di prendere palla, è andato verso l'area di rigore e poi punizione per il Coginas. Una buona posizione questa, una buona posizione per il Coginas. Vediamo se i giocatori del Tuttavista, i difensori del Tuttavista possono neutralizzare. Una buona occasione per il Tuttavista, vediamo cosa ne esce fuori. Veramente un'occasione sprecata per il Tuttavista, ha mandato il pallone alto, altissimo verso il cielo. L'attaccante del Tuttavista Galtellì, è una buona occasione sprecata proprio. Vediamo. Ma il portiere Ruio, veramente una bomba. Il portiere Ruio, sempre lui, il risolutore. In 2 o 3 occasioni ha salvato il gol. Il gol del Coginas non è arrivato sempre grazie al nostro portiere, al portiere del Tuttavista Galtellì, veramente in gamba. Il Tuttavista ha acquistato un signor portiere, è impossibile fare meglio di lui, veramente un signor portiere. Era quasi un gol già fatto, ci ha pensato lui, è Salvatore. Si chiama Salvatore di nome e anche di fatto. Salvatore Ruio di Dorgali. Sempre il migliore in campo. Salvatore Ruio, sempre il migliore in campo. Peccato non ha agganciato per poco. Il Tuttavista riusciva poco, anche Tuttavista non riusciva a fare gol anche questa volta, ma anche questa volta per poco il giocatore non ha agganciato. Rimessa per i Coginas. Il giocatore a terra soffre di crampi.
39esimo del secondo tempo. Abbiamo un giocatore a terra. Si lamentano i giocatori del Coghinas protestando, pensando che il giocatore si butti a terra così, che non ci abbia niente, che vuole perdere il tempo. Ma cosa è inutile lamentarsi, come si chiama? L'arbitro poi recupererà, non c'è nessun vantaggio in questo caso. Rimessa per il Coghinas. Cambio nel tutta vista, vediamo chi entra. Giocatore che non so, che va a sostituire il giocatore caccia palla fuori. Ecco, questo ci deve essere un giocatore, un accompagnatore, un dirigente dell'arbitro mandato via. Oggi mi è sembrato di capire. Rimessa per il tutta vista Galtellì. Anche qui anche il portiere no, mi è sembrato era fuori gioco il giocatore sicuramente, ma comunque il portiere anche qui il portiere loro si è superato a 2 passi, si è fatto parare il tiro, però comunque era fuori gioco, batte la punizione del portiere. Siamo al 43esimo. Per battere la rimessa. (43) nel secondo tempo. Rimessa dal fondo.
rimessa per tutta vista Caltellini. Rimessa laterale per il tutta vista Caltellini. Non è riuscito, se toccava il pallone era sicuramente un bel tiro. Calcio d'angolo, il portiere ha parato sicuramente quando il pallone era già fuori. Calcio d'angolo per il Coginas. Ha perso il pallone l'attaccante, ha perso il pallone, rimessa per i Coginas. Siamo già al 46esimo, ci sono minuti da recuperare sicuramente, è stato un gioco fermo non so per quanti minuti. Ancora problemi di crampi da parte degli attaccanti del tutta vista. È stato cambiato altro giocatore del tutta vista, come sempre non riesco a capire chi sia. Rimessa per i Coginas, che restituisce la palla a tutta vista. Fallo di cortesia, ecco qua. (49esimo), già quasi 5 minuti sono trascorsi, ma ci sono il recupero sicuramente per tutti questi acciacchi degli attaccanti del tutta vista, colpiti da crampi.
ancora reclamano rigore i giocatori del Coghinas, a fior di pali, cavolo, il portiere rimprovera i propri compagni, poteva essere più basso, il portiere non ci arrivava. Siamo al 50°, 5 minuti già passati oltre il tempo regolare. Rimessa per il Tuttavista Galtellì. Questi sono i tifosi del Tuttavista che fino adesso non si erano fatti sentire, adesso incitano la squadra. Punizione contro il Tuttavista. Non può toccare, è fuori dall'aria, respinge con i piedi. Rimessa per i Coghinas. Siamo a 6 minuti dal termine, 6 minuti trascorsi del secondo tempo, perciò 6 minuti di recupero sono stati dati dall'arbitro Mario Corrias. Corsara, in tutta vista Corsara a Coghinas, 1-0 risultato. In tutta vista Corsara a Coghinas. Tuttavista Corsara nel campo del Coghinas, 1-0. Il Coghinas ha giocato benissimo, una bella squadra, è stata sfortunata, solo sfortunata, perché anche il Coghinas ha fatto le sue azioni. Tuttavista ne ha fatte di meno, però quella capitata, l'unica capitata, l'ha saputa sfruttare. Tuttavista brinda la vittoria, tutti insieme. Tuttavista tutti insieme brinda la vittoria con una bella squadra, una squadra veramente forse non meritava di perdere, ma quello che conta sono i gol.
Se una non li fa, non vince. Scusa, devo abbassare? Abbassati, oh. Vabbè dai, non fa niente, dai, ormai. Va bene comunque. Tutta vista ha portato a casa l'intera posta. 1-0. Le fa gol, cazzo. Qui termina la partita. Il risultato, ricordo, il risultato finale. Finale non è. Togliamo l'audio. Ricordo il risultato 1-0 per Tutta Vista Caltellì. Siamo un po' amareggiati per come è andata questa partita, perché come tutti abbiamo visto abbiamo fatto un primo tempo a una porta, poi per uno sbaglio nostro difensivo abbiamo preso questo gol che bisogna valutarlo bene, vederlo di nuovo per vedere se era dentro o no dopo che è andata a finire sotto la traversa, però il guardaline ha visto e ha convalidato il gol. Siamo molto amareggiati perché la squadra ha reagito, ha giocato, però non siamo riusciti a fare rete. Speriamo che ci serva da lezione per le prossime partite, perché se non si segna non si vince. Quindi non c'è altro da dire, è stata una partita bella, però purtroppo abbiamo giocato e siamo rimasti con un pugno di mosche. Complimenti al Caltellì che ci ha creduto sino alla fine e si è portato a casa i 3 punti. Va bene, pensiamo già alla prossima domenica, sperando che ci giri un po' a nostro favore. Grazie, buonasera. Comunque una bella squadra questo. Sì, siamo convinti che la nostra è una bella squadra, però dobbiamo essere più. Forse poteva
essere il risultato più giusto, perché Ma il Galtelli ha fatto un tiro. Sì. È Noi andata bene, almeno un pareggio, dopo, visto come sono andate le cose, doveva finire almeno prenderci un punto, così non è stato e via. Siamo consapevoli che abbiamo una buona squadra e purtroppo queste sconfitte fanno male. Speriamo che già da sabato a Stintino di riuscire a ricattarci bene e uscirne da questa situazione. Grazie, buonasera. Comunque bisogna ringraziare il portiere del Tuttavista che ha parato l'impossibile, e se no Sì, è stato anche se non ci bravo. fosse il portiere, È stato anche bravo il portiere del Tuttavista che ha fatto 2 parate dove potevano essere gol, però purtroppo quando la palla non entra c'è anche il portiere è un giocatore che deve fare la sua parte e purtroppo lui l'ha fatta. Complimenti al Galtelli che ha... C'ha un signor portiere veramente. Sì, che ci L'anno ha scorso creduto. giocava con la Dorgalese, ma questo farà tutto. Sì. Addirittura tra Coppa Italia e una di campionato ha parato 2 rigori. Buono, no, ma si vede veramente che è un buon giocatore, Hanno proprio indovinato il portiere, perché Sì. il portiere è già mezza squadra. Il risultato, Sì. Sì, anche il nostro non è male, è un bravissimo portiere, purtroppo è stato bravo anche a intercettare la palla su giocatore con giocatore e purtroppo poi è andata la palla fuori e hanno avuto questo tiro fortunato della domenica che ha sbattuta sotto la traversa. Non sappiamo se era dentro o se era fuori, però quando l'arbitro convalida poi purtroppo è gol. Guardare il filmato così. Certo, guarderemo il filmato e almeno ci mettiamo ancora in pace. In tal caso dice vabbè, c'aveva Sì, ragione, eppure sì. comunque l'arbitro e il segnalino erano lì E hanno dato quello. A nostro avviso c'era anche 2 rigori per noi che non ha fischiato, su Cirotto 2 volte sulla stessa azione e c'era il rigore, poi ce n'era un altro e non fischia, quindi anche da questo siamo stati penalizzati. Comunque ci guardiamo in faccia e andiamo avanti sperando di riprenderci il più presto possibile. Quello dei rigori io l'ho vista, non la vedo neanche bene perché me la guardo tramite il monitor, però non ho visto questi proprio rigori come dicevi, insomma. No, su Cirotto secondo me c'era. Sì, c'era, poi purtroppo non mi è sembrato che ci fosse qualcosa del genere, capito? Vabbè. Comunque è il merito del portiere, ringraziamo il Salvatore Ruiu che è stato insuperabile ed è stato lui che ha salvato tutto. Okay? Va bene, grazie, buona serata.